Ricomincia la stagione della musica e dei concerti al Palazzo Simon Benetton di Valdobbiadene, sede dell'Archivio Storico Simon Benetton. E per aprire la stagione non poteva che esserci come ospite Nicola Congiu, grande amico di Roberto Valerio, proprietario del palazzo. Ciao a tutti, grazie per questa intervista che mi stai concedendo. Niente, saluto te e tutti quanti voi che mi state seguendo. È stata una bella serata anche stasera e per me è un po' come sentirmi a casa, nel senso che c'è un'amicizia che mi lega ormai da quasi 30 anni con Roberto Valerio, quindi sono un abitué qui del Palazzo Simon Benetton e quindi è sempre entusiasmante incontrare anche tutte le persone che anche stasera hanno partecipato al mio concerto. Grazie a tutti. Serata non solo all'insegna della musica, ma anche dell'arte, della storia e della cultura. Infatti, il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, per l'occasione ha voluto presentare l'iniziativa per una raccolta fondi dedicata alla ricerca storica sull'antico crocifisso del Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze. Questa sera siamo ritrovati per il concerto di Nicola Congiu qui in Galleria d'Arte Valerio, è stata una bella serata. Peraltro abbiamo approfittato dell'occasione, della platea sicuramente culturalmente attenta per promuovere un'iniziativa dell'ODV Tempio Internazionale del Donatore che nei mesi scorsi, grazie a un contributo FAI, ha potuto restaurare il Cristo che c'è all'interno del Tempio del Donatore, pulendolo dai 7 strati di pittura che aveva. Insomma, noi pensavamo fosse un'opera del fine 800, primi 900, in realtà è sicuramente del 1400 e forse anche precedente. E adesso c'è la necessità di raccogliere fondi per poter fare una ricerca storica, per capire, per datare l'opera, per capire chi l'abbia realizzata, come mai sia finita al Tempio del Donatore Internazionale a 1070 metri di quota. Una storia veramente interessante, un'opera d'arte molto importante, e quando si parla di opere d'arte a Valdobbiadene non si può parlare che della Galleria d'Arte Valerio, che peraltro si è subito attivato con iniziative, e adesso chiedo a Roberto di venire qua a dire quale iniziativa ha escogitato per poter raccogliere fondi per questa iniziativa meritevole. Allora, chi mi conosce, io sono molto cattolico. Appena ho parlato con il signor sindaco e mi ha detto di questa bella scoperta, io mi sono subito offerto. Allora, io vorrei fare una serata qui nella sala di Simon Benetton. Vorrei mettere in omaggio miei 5 opere. Facciamo una piccola asta e tutti i fondi vanno per la ricerca di questo bellissimo Gesù, che è un'emozione solo a guardarlo. E poi ci sarà un bel rinfresco e farò venire un artista, facciamo una bella serata, facciamo una gran festa in onore di questo Gesù meraviglioso che è sulla chiesa del Donatore a Pianezze. Io sono qua e vi aspetto in tanti e troveremo la serata entro novembre, penso. Ecco, grazie e spero che venite numerosi perché è veramente una bella iniziativa, è una cosa cattolica, di gran religione e anche di grande cultura. Grazie.